Aumenta in Veneto il numero delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, quasi uno ogni 3 giorni nel 2022. I dati della mappatura dell'Osservatorio Sicurezza di Vega Engineering di Mestre. Adesso vediamo il quadro con Andrea Rossini. La maglia nera è Verona con 26 decessi, seguita da Venezia 22, poi Vicenza 19, Padova 16 e a seguire Treviso, Belluno e Rovigo. In totale in Veneto nel 2022 sono morte sul lavoro 113 persone, oltre il 10% di tutte le vittime del paese. 74 hanno perso la vita sul luogo di lavoro, 39 in itinere nel percorso da casa alla sede di lavoro. Numeri totali in crescita rispetto all'anno precedente, 8 decessi in più, che portano il Veneto a essere la seconda regione in Italia per numero di infortuni mortali dopo la Lombardia, con una incidenza di mortalità superiore alla media nazionale. E a proposito di indici di mortalità, cioè di numero di infortuni mortali rispetto al totale dei lavoratori, le statistiche indicano che la provincia veneta in cui i lavoratori rischino di più è Belluno. Invece di risolversi in Veneto, l'emergenza sicurezza dunque si aggrava, anche considerando che nel 2022 sono quasi completamente spariti gli infortuni mortali per Covid. Quasi raddoppiati i decessi nel settore delle costruzioni, aumentano anche di oltre il 20% le denunce di infortunio totali, con Treviso, la provincia con il più elevato numero di denunce, 16.185.